quello che dicevo, il tetano o la difterite. Il tetano o la difterite sono malattie molto semplici, perché in realtà è un veleno che viene prodotto da questi germi in determinate situazioni che intossica l'organismo. Per cui se blocco questo veleno è proprio banale il meccanismo con cui viene fuori questa malattia. Riesco a combattere la malattia. Altre malattie invece, che poi non sono neanche malattie razze, guardate, non si può definire di per sé una malattia con tutti i crismi, è una sindrome, quindi è un insieme di sintomi, non ha ancora le caratteristiche col pollo, diciamo, nostro, di tecnici, di essere definita una malattia. Perché mi chiedo veramente, ma proprio per logica, com'è che si fa a combattere una malattia se non la conosciamo? Non la conosciamo fino in fondo, si prova ovviamente, però ci rendiamo conto, tutti si rendono conto in termini logici, che è abbastanza più complicata. Guardate, l'influenza non è una malattia tanto, sembra paradossale, è una delle malattie più strane che esiste. Io un pochino la conosco, no? Anche perché mi diletto di storia della medicina, quindi mi piace molto anche lo studio delle epidemie nel passato e tutto, quella del 18 ad esempio, che conosco anche abbastanza benino, quella che ha causato 60 milioni di morti, che guardate è lo stesso virus che circola ora, è strano, perché quel virus lì ha causato davvero i morti, questo virus di morti non le causa. Non per fare l'anarchista, tra l'altro c'è poi da capire se davvero questo vaccino servirebbe se il virus muta a contrastare un virus che ha peggiorato. Guardate, sono più le cose, certe cose proprio puntuali che non si sanno che esistono, quelle che si sanno sono l'influenza. L'influenza non è una, anche se il virus si conosce bene, si sa bene come è fatto, ora c'è chi lo studia proprio, ci sa tutti i segmentini anche del DNA, eccetera, eccetera. Però guardate, è stranissimo, perché una domanda molto, guardate, io vi faccio un esempio molto semplice, perché l'epidemia del 18 è stata studiata, scusate se entro un po' nel merito, ma lo per dire proprio perché questo è fondamentale, se non si conosce bene una malattia, un vaccino che combatte una malattia che non è conosciuta fino in fondo, ha sempre qualcosa di sconosciuto, che se è sconosciuta una malattia con cui si va a combattere, anche il mezzo con cui si va a combattere questa malattia ha un'interazione con la malattia che non è chiara, proprio non è chiaro alla base. Faccio solo questo esempio, vedete, la strage, perché fu una strage tra l'altro di persone giovani, perché il grosso dei morti era di persone dai 18 ai 30 anni. Si parla degli Stati Uniti perché quando scoppiò in Europa eravamo in piena smobilitazione bellica, perché il famoso 3 novembre, la festa delle forze armate, la cosiddetta battaglia di Vittorio Veneto, eravamo in piena epidemia influenzata, per cui poi ci fu la smobilitazione degli eserciti, quindi in Europa proprio non si possono fare degli studi seri. Negli Stati Uniti sì, invece, c'erano un po' di truppe in Europa, ma loro si potevano fare. E guardate, ci furono 2 settimane dove la mortalità fu enorme. Prego. Mi sembra di aver letto dimmi. sul argomento, su questa del 2018, con testimonianze di soldato, dice che appunto questa pandemia del 18, la spagnola, è stata usata da un cocktail micidiale di vaccini dati ai soldati americani che andavano a combattere in Europa. No, posso... I vaccini avanzavano, tra l'altro, c'è anche chi dice che sono stati più quelli morti causati dal vaccino che dai soldati americani. No, non posso smentire su questo fatto, cioè, ma proprio perché non c'erano tanti all'epoca, nel 18 di vaccinazioni agli eserciti se ne faceva pochi. Intanto non esistevano neanche i vaccini antitetanico che magari servivano a meno, perché le ferite sporche, in effetti ci potevano essere, c'erano i cavalli ancora, le spore del tetano che sono nelle feci dei cavalli ci potevano essere, ed è 23.
cui non tornerebbero le date, e per 23 e 50 non è tanto questo, lo posso dire, perché sennò si rischia di fare anche il discorso del complottismo. Non vorrei che si sbagliasse con altra cosa, invece potrebbe avere ragione, che sono i soldati americani della guerra del Golfo. La guerra del Golfo è del 90, siamo 72 anni dopo, siamo 72 anni dopo, dove lì effettivamente ci sarebbe. E c'è un'altra cosa interessantissima, nel 76, non so se lo sapete, nel 76 ci fu un piccolo episodio, un focolaio epidemico in una base militare americana, dove si corse a questi punti a una vaccinazione di massa. All'epoca il presidente era Gerald Ford, perché si pressero paura. Guardate, la epidemia del 18 ha fatto paura, perché ha fatto più morti l'epidemia del 18 che la guerra. Proprio ha fatto paura. Guardate, proprio brevemente, guardate, qui come causa della pandemia vi posso indicare questo bellissimo articolo di Mike Davis che fu pubblicato qualche mese fa sul Manifesto. Mike Davis è un sociologo californiano che si occupa di varie cose e si è occupato anche di influenza aviaria a suo tempo. Ha scritto un bel testo anche sull'influenza aviaria e punta il dito a proposito delle cause, ma fu proprio un discorso come dicevo, per questa ricombinazione di geni che c'è stata, non tanto su anche le vaccinazioni sui militari, ma sui vaccini veterinari, che è un campo assolutamente un far west, e su chiaramente la produzione veterinaria, diciamo, gli allevamenti, quindi i controlli veterinari in allevamenti super intensivi. E questo, guardate, è anche molto, questo è un articolo di una biologa molto eterodossa, ma anche molto, a volte proprio geniale, questa è una biologa di Singapore, d'origine cinese, che ha delle idee molto eterodosse, però questo è un articolo pubblicato a settembre, dove si ipotizza diciamo anche con delle basi anche molto suggestive, davvero, che è stato creato da un vaccino per i maiali. Sì, io non mi dicevo per questo sbaglio, però. Allora, ecco, brevemente, poi lascio brevemente per dire come in realtà il problema di una pandemia vera, che anche ora siamo in una pandemia, però abbiamo la fortuna, per questo c'è tutta la critica sul fatto che si sta creando un'emergenza di tipo artificiale, le vaccinazioni si devono fare, non si devono fare, eccetera. Per ora questa è un'epidemia di influenza assolutamente tranquilla, con un numero addirittura, che è stato detto prima, i dati sono veri, che i morti sono addirittura inferiori a quelli di una... Sono attenti alla Perfetto. Dopo la diaria, che guardate, la diaria ha fatto pochi morti, ma ha fatto pochi morti semplicemente perché il virus della diaria non si trasmette facilmente da poco, è sempre un virus influenzale. Ricordatevi sempre quello che vi ho detto, di alcune malattie si fa finta di conoscerle, non è che se in realtà si conoscano bene. Guardate, l'influenza non è una malattia ben conosciuta, ve lo dico proprio, francamente. La diaria è una malattia, quindi, è un'influenza, sempre un'influenza, che si trasmetteva male da un uomo, ma aveva una letalità intorno al 50%. Se uno però si ammalava, aveva il 50% di lasciarsi la pelle. Quindi ha fatto 200 volte, ma ha fatto 200 volte su 400-500 contagiati. Se contagiati fossero stati milioni,